Amici bellini, questo video mi sa che esce lungo. Non è una novità, escono lunghi i video perché avevo la tentazione di parlare solamente delle parole di ADL che sono fondamentali, le dobbiamo analizzare, quelle di Mazzarri, però un po' di campo secondo me dobbiamo comunque parlare perché nella foga del momento di ieri della reaction forse sono stato un po' impreciso. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto a Shapiro, benvenuto Shapiro, benvenuto, e a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale per favore, perché è il caso di farlo, insomma io non sono nessuno, però con la forza della community arriviamo dove non era possibile immaginare, lasciamo i like che aiutano a far girare i video sulle home di quelli che amano questo argomento e parliamo un po' di tutto. Non so se cominciare dalle immagini o dalle parole, forse è meglio dalle immagini perché le immagini ci fanno capire un pochino in che condizione è la squadra, e credo di aver messo in copertina questa immagine qua perché è importante, si ricollega anche al finale del discorso di De Laurentiis e non possiamo sottovalutare come l'Italia ci sta trattando. E parlando di Italia parlo dei nostri avversari che hanno individuato nel nervosismo dei giocatori un nostro punto debole e lo stanno sfruttando con grande, volendo utilizzare una parola positiva, con sagacia e furbizia, diciamo, e anche scorrettezza, perché in questo caso io nella reaction me la prendo tanto con Kvara, non reagire perché sei l'unico che può creare dei presupposti per il gol, perché il Napoli è in grande difficoltà e Kvara è tornato dopo la partita fantasma che abbiamo sottolineato, è tornato ad essere molto pericoloso, però hanno capito che è così e bisogna trovare il modo di difendere i nostri giocatori talentuosi. ADL si riferisce a Gravina, a Rocchi per difenderlo così. Io lo dico subito, la difesa, il vero modo di aiutare Kvara adesso, e lo so che può essere un discorso impopolare, voi sotto nei commenti prendetevela con me, non c'è problema, gli fai un contratto adesso, gli fai il contratto, non c'è più il decreto, adesso devi dare una dimostrazione che tu credi nel ragazzo, non è lui il problema. Tu hai detto che tutta la responsabilità è tua, benissimo, sai come lo difendi? Gli fai un bel rinnovo di contratto, metti a tacere tutte le polemiche e il ragazzo non può guadagnare meno di Demme, non può guadagnare quanto Zerbin, non mi sembra proprio il caso. Quindi gli fai un bel contratto e vedi che non è che lui non gioca bene, non segna perché non prende abbastanza, ma gli dai una scossa mentale, perché questa squadra ha bisogno di una scossa mentale e il mercato è difficile che te la dà. Insomma, l'immagine parla chiaro, gli dà un calcio negli zebedei piano, perché è più il gesto che il dolore, tu gli cammini nei cosiddetti e quindi scateni dopo che lo hai mazzoliato, dopo che ha ricevuto falli su falli, dopo che non ti fanno giocare a pallone, dopo che arrivano cartellini gialli per tutta la fascia, Palladino che cambia tutti i giocatori addosso a lui e arriva questo. Dopodiché Mazzarri viene espulso perché fa la corsa a difesa, nessuno dei compagni lo fa e quindi qua non è Mazzarri che lo deve fare, che comunica nervosismo se fai così e non esci dal nervosismo, ma lo devono fare i compagni. Kvara si deve sentire difeso dai compagni in questo caso, e quindi partiamo da questo, poi andiamo avanti. Per chiudere il discorso, guardate come ride, lo mantiene, lo strattona e ride per provocarlo, è proprio un atteggiamento scorretto che va punito, va fermato prima che avvenga. Dopodiché che tu gli dai il cartellino giallo a lui, quando in realtà, se hai visto, è da cartellino rosso, quindi qua deve intervenire il VAR, perché il gesto non devi fare male, basta l'intenzione del gesto, quindi dovresti espellere lui e a termine di regolamento potresti anche espellere Kvara, perché se hai espulso Politano la reazione, per il fallo di reazione dovresti espellere anche, non ci siamo proprio, completamente perso la tenuta della gara. Un po' sparsi nel tempo, mi dispiace non essere preciso nella cronologia, ma purtroppo oggi il tablet li mette a caso. Occasione clamorosa per Gaetano, anche qui come al solito. Praticamente da solo contro il portiere, se allarghi di qua o se tiri forte sul primo palo in realtà viene un mezzo tiro, si sta già buttando da una parte di Gregorio ma il pallone è debole e finisce tra le braccia del portiere. Occasione simile l'avrà anche Kvara. Parata di Meret importante, ricordiamo che qua lui aveva anche, era praticamente anche infortunato, dice che ha sentito questo risentimento prima del rigore, insomma questa parata
è seria su Birindelli che era andato via da solo, pericoli che vengono dalla zona di Di Lorenzo che purtroppo continua a voler stare, giustamente perché da capitano lui si sente di voler risolvere la situazione da solo, ma sta molto sbilanciato e quindi si sbilancia lui, si sbilancia anche Mario Rui, si lasciano un pochino praterie. Il problema è anche a livello tattico è che Anguissa è anche molto alto, quindi non si trova tutto questo, magari con l'idea di Zerbin che poteva farti il terzino di riserva che veniva un po' più dietro, però non hanno funzionato questi meccanismi onestamente, e quindi anche lì bisogna capire. Grande parata di Meret da sottolineare. Questa è l'occasione di Kvara, grande 1-2 finalmente, è proprio quello che si chiede a Raspadori, venire incontro per lo scambio, riesce perfettamente, Kvara si trova davanti al portiere e anche qui, come con Gaetano, come è capitato con Kvara altre volte, se la allarghi e vai qua è gol praticamente sicuro, e invece il tiro finisce centrale e di Gregorio Lapar. In questa azione mi piaceva sottolineare quello che poi ha detto Mazzarri, stimolato da Marcolin, che parlava della posizione di Kvara un po' più centrale. È proprio vero, si è sviluppato tutto ciò, si è preparato e si è fatto. Secondo me è venuto meno un pochino Zielinski in questa zona, perché l'idea secondo me di Mazzarri era proprio di allargare la mezzala e di lasciare libero Kvara di andare a cercare spazio, di portarsi appresso il suo marcatore. Difesa a 3, di conseguenza si aprivano varchi per gli inserimenti di Zielinski. Zielinski non lo fa con continuità, onestamente, però in questo caso vedete con Kvara in questa zona si è creato un po' di imbarazzo. Zielinski qua serve bene Mario Rui di prima che va in profondità, in questo caso ci sarà un altro fallo pesante su Mario Rui che poteva andare al cross, però questa cosa ha funzionato e mi fa piacere sottolinearlo, visto che sono molto severo con Mazzarri, le cose che si vedono il giorno dopo, perché il calcio, ragazzi, il calcio va analizzato, serve tempo, e se la vogliamo banalizzare sempre, chi non è buono, va analizzato. Se uno ha il tempo di farlo, poi dopo le analisi vengono un pochino più corrette e più precise. Se uno non ha il tempo, rimaniamo con le nostre impressioni e va bene anche così. Questa è l'occasione clamorosa capitata ad Anguissa, e questa è una cosa che un po' do a Mazzarri, tra virgolette, la colpa di individuare in Anguissa questa mezzala che si deve inserire, quando in realtà non è proprio nelle sue caratteristiche. Lo fa anche con i tempi giusti, perché la palla di Mario Rui ovviamente è perfetta, finisce a 2 centimetri dal portiere e gliela spara addosso, però i movimenti sono giusti. Ancora una volta vediamo che Kvara si trova al centro, quindi ha scompaginato, Zerbin ha fatto questo movimento, quindi ha liberato spazio, e quindi bene come si è costruita questa azione, male che poi si finisca per avere Anguissa. Sapete chi ci deve stare al posto di Anguissa là? Ci deve stare Elmas, è proprio Elmas la mezzala che ha il fiuto del gol, che con il destro sta lì e può fare anche un cross un po' più interno, che può buttarsi se la palla finisce di testa. Era proprio Elmas la mezzala che servirebbe in questo momento se il Napoli guarda sul mercato, chi ti piglia a centrocampo? Elmas. E invece abbiamo deciso di venderlo a mercato anche chiuso, roba praticamente inaccettabile. Non abbiamo visto grandi replay di questo fallo di mano di Gagliardini, non si capisce da questo screenshot se la palla è in aria o meno. Il braccio credo che sia in aria onestamente, però prende prima la coscia poi il braccio, ma come l'altra parte non ci hanno fatto vedere l'affossamento di Juan Jesus in aria, perché anche lì lui si libera, si vede, e lo buttano proprio a te. Lasciamo stare. Quando però Mazzarri ci dice che non prendiamo più contropiedi e che siamo perfetti in difesa, non è vero, perché qua all'11° abbiamo un Di Lorenzo che è sempre altissimo, Rachmani che segue quest'uomo fino a oltre il centrocampo, è bastato un colpo di tacco, un flick di costui, che non so nemmeno chi è, la palla arriva a Colombo e si crea l'1 contro 1 con Juan Jesus. Juan Jesus è bravo qua a limitarlo, a rallentarlo, permettendo agli altri di recuperare la posizione, qualcun altro arriverà qua, l'azione però si sviluppa e qua su una deviazione credo di Mario Rui, Meret fermo, e poteva essere una doccia gelata subito, col gol del Monza ci sono andati veramente vicini, il tiro di Pereira è deviato, qua insomma non benissimo ancora. Questo è il famoso discorso di Lindstrom che vi facevo in reaction. Anguissa porta palla, Lindstrom invece di allargarsi
per dettare il passaggio, di suo istinto va verso la porta e quindi fa questo movimento qua centrale, rimanendo marcato, non permettendo una soluzione ad Anguissa. Non si è smarcato in questo caso, e vediamo nel secondo screenshot come praticamente Lindstrom finisce praticamente addosso ad Anguissa che sta avanzando. In questo caso Anguissa, avendocelo così vicino, sceglie il passaggio per Raspadori e Lindstrom farà una mezzaluna per poi ritrovarsi al centro. È proprio distinto, qua è proprio l'errore tecnico. Sul ragazzo ci puoi anche lavorare, potrà anche diventarla una ala destra, ma in questo momento dimostra di non averlo nelle sue corde. Se tu qua invece di andare avanti ti allarghi, hai un'altra possibilità, ti porti appresso un altro difensore, si allargano le maglie, l'ampiezza e si creano più presupposti, anche perché Raspadori al centro non è Osimhen, non è neanche Simeone, quindi se poi ci andiamo ad intruppare non succede niente. E questa è la situazione che abbiamo visto più volte e che non mi convince che sta facendo Mazzarri, perché la vedi una volta, puoi pensare vabbè è l'istinto del calciatore, la vedi più volte per tutte le partite. Vedete Kvara, Raspadori, Anguissa. Quindi Anguissa molto avanzato. Io capisco la mezzala che va a prendere il braccetto sinistro, però poi non lo fa Zielinski qua, lo fa Kvara, quindi c'è un pochino di non lo so se sono discorsi di marcatura uomo specifici che sono stati preparati, ma un Anguissa così avanti, visto che non ha il senso del gol, non è una grande soluzione, non sta funzionando alla grande onestamente. E lì, mentre chiedo a Mazzarri perché stai utilizzando Anguissa in questo modo, che ti serve anche se non vuoi avere i buchi, un uomo come Anguissa che può stare un po' più dietro vicino allo Lobotka, liberando anche un pochino Zielinski. Invece sta Zielinski più dietro, che invece non sta dando una grande mano né in fase di interdizione né in fase di scambi veloci. Questa cosa non mi piace. Contemporaneamente dico, là ci deve andare Elmas, non ci abbiamo, lo può fare Cajuste, ma Cajuste come Anguissa, insomma stiamo là. Quindi c'è un po' di cortocircuito tecnico-tattico e di mercato che va risolto secondo me a gennaio. I mammadroni, con questa definizione, che è una definizione specificamente dialettale del dialetto romano. Cos'è il mammadrone? Paura, angoscia. Perché prendo questa situazione? Perché De Laurentiis, parlando degli arbitri, dice tu li devi sostituire, come se noi sostituiamo i calciatori stanchi. Anche durante la partita potremmo dover sostituire gli arbitri, se no gli vengono i mammadroni. E io non capivo cosa aveva detto, e adesso sappiamo, gli arbitri viene paura e angoscia. Con un ambrabam tattico ci spostiamo e leggiamo insieme le parole precise di De Laurentiis, perché molti ovviamente ha chiesto scusa, bravo, adesso ti apprezzo. Onestamente non sono d'accordo proprio, perché non ha chiesto scusa proprio di nulla. E se andiamo a leggere, a me le parole devono essere riempite dai fatti, perché se tu mi dici è una nuova era, ok, lo slogan è una nuova era, sotto slogan da Napoli al mondo, e noi da Napoli non stiamo andando al mondo, è un bello slogan che però è vuoto, non corrisponde coi fatti. Se De Laurentiis dice chiedo scusa, tu dopo mi devi dire cosa fai per rimediare. Se tu non rimedi in qualche modo, le scuse non servono a niente, perché lui dice, prima di tutto parte con gli auguri ai giornalisti, dice salute, sogni e soddisfazioni per il 2024. Benissimo. Poi volevo dire che è solo mia responsabilità, colpe mie, non dobbiamo dare colpe agli allenatori né ai giocatori. Benissimo. Questa cosa però non c'era bisogno che ce la diceva lui, lo abbiamo capito subito nel momento in cui tu a fine stagione decidi che non prendi un direttore sportivo, fai tu il mercato, prendi tu l'allenatore, decidi tu cosa fare da solo. Lo abbiamo detto subito tutti, ti stai prendendo un gran rischio, perché poi le responsabilità sono solo sue, non c'è bisogno che ce lo ripeta che le sue responsabilità. Dopodiché in qualche modo voglio chiedere scusa in qualche modo ai tifosi, e poi aggiunge però il campionato è ancora lungo e dobbiamo utilizzeremo il mercato per recuperare il tempo perduto. Qua dobbiamo riempire le scuse ai tifosi con la soluzione e con il rimedio. Quindi noi aspettiamo il mercato. Onestamente siamo al 30 dicembre, è un martedì pazzesco, già dovresti avere i giocatori a fare le visite mediche, perché Elmas già è giocatore dell'Ipsia, mentre noi stiamo ancora aspettando.
muoversi, sbrigarsi, perché questi giocatori si devono adattare, altrimenti Mazzarri continuerà a non metterli e metterà i soliti. E poi il mercato non ti aiuta a recuperare il tempo perduto, perché il tempo è perduto. Tu hai voglia di dire che il campionato è ancora lungo. Questa frase, io l'ho scritto su Twitter l'altra notte, mi terrorizza oggi. Sapere che il campionato è ancora lungo e quasi paura di poter perdere ancora terreno. Però tu devi fare il mercato. Se fai il mercato, allora diamo un valore a queste parole delle scuse. Poi sta tutto a capire chi viene e che impatto potrà avere. È molto difficile. Io qua mi metto nei panni di De Laurentiis. Chi prendo a gennaio che può aiutare questa squadra? Serve gente di personalità, serve gente che poi può andare bene al prossimo allenatore. Ve lo dico subito, non è facile, non è assolutamente facile. Non mi parlate per esempio di Scalvi, che è un bambino e che viene in una squadra disastrata e fa la fine di Nathan. Non ha senso uno Scalvini. Koopmeiners sì, è un bellissimo giocatore, un mio pupillo. Non lo so se ha la personalità di mettersi in mezzo al campo e di dire a quello e a quell'altro fai così, fai così. Oggi servirebbe uno che dice fai così, fai così. I giocatori ce la stanno mettendo tutta, credetemi. Quando riguardi la partita lo vedi l'impegno, lo vedi l'attacco, il cercare di risolvere. Però questo è il momento in cui le cose non ti riescono ed è una cosa che capita sempre nel campo. Poi però De Laurentiis aggiunge che però la verità ha varie pieghe. E che cosa significa questa cosa? Io vi chiedo scusa, però la responsabilità è mia, però la verità ha varie pieghe. Voi dovete riempire i giornali, però io ve lo dirò, vi dirò la verità dopo la Supercoppa. Ma che scuse sono? Quale assunzione di responsabilità è? Quando tu già lo hai fatto in precedenza perché hai detto è colpa mia che ho scelto Garcia, non l'ho esonerato. Quella non significa è colpa mia, significa è stata colpa di Garcia perché hai dato le colpe a Garcia. Tu adesso stai chiedendo scusa, stai dicendo che la responsabilità è tua, ma stai dicendo anche che la verità ha varie pieghe e che la verità ce la dirai dopo la Supercoppa. Prima di tutto, ascoltate bene tra le righe. Lui dice ci vediamo sul mare, ci vediamo a cena a Palazzo Petrucci. L'invito a tutti quelli che devono riempire i giornali e devono scrivere sui blog e riempire le radio. Che cosa significa questo? Significa fate i bravi, significa datemi atto e difendetemi con i tifosi che sono esausti. Così avrete un bel invito a cena sul mare e lì vi farò sapere delle cose e quindi avrete l'esclusiva da poter far girare. Siamo quando uniamo i puntini? Quindi, se tu hai una verità clamorosa, che è più clamorosa di Napoli-Verona, che è più clamorosa dell'ammutinamento, e sai delle cose che possono spiegare ai tifosi questo tracollo verticale del Napoli, ce la dici subito se ti interessano i tifosi, invece no. È un giochino che ti serve per portarti dalla tua parte i giornalisti che poi vorrai invitare, perché chi non seguirà non sarà invitato sul mare a cena e non avrà in regalo la maglia numero 23. È chiaro, è chiarissimo, quindi siamo alle solite. Le scuse per ora sono vuote, assolutamente vuote e non servono a niente. Fammi capire col mercato e poi aspettiamo una nuova conferenza come aspettavamo il 12 agosto i cosiddetti obiettivi del NABT, della società, obiettivi presidenziali, che non li abbiamo saputi. Quindi aspettiamo fiducioso. Sottolineiamo che lui dice una persona per bene Palladino, quando si dice non devi pure questa cosa. Capisco che tu devi difendere i tuoi giocatori che vengono martoriati, ma se un arbitro espelle un allenatore perché protesta troppo, è nella logica delle cose. Tu là hai sfruttato un pochino la cosa, invece di difendere Mazzarri che te ne frega altramente, hai messo Palladino avanti, il che potrebbe essere un bell'indizio di mercato interessante. Dice una persona per bene come Palladino non può essere espulso, una persona come Mazzarri che ha 500 partite non può essere espulso. Una frase che non ha alcun senso, perché non è quello il problema, non è quello come ci stanno trattando gli arbitri. Il problema è come poi si sviluppano le partite senza ammonizione, con decisioni illogiche. L'ammonizione al capitano che ti chiede spiegazioni sul rigore non può essere, se ha detto delle cose gravi viene espulso. Di conseguenza questo lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto ieri, ma lo stiamo vedendo in tutte le partite, cose assurde e, come dice bene De Laurentiis, anche per tutte le squadre. Confusione a chi fa piacere e fa comodo la confusione, sempre ai potenti, perché nei potenti la confusione giova, perché nessuno sa, ognuno dice una cosa, io dico A, tu dici il contrario di A
il potente sta sempre là e se la ride. È così che funziona. Dopodiché Mazzarri, che non ha parlato in conferenza, male, perché devi sempre parlare in conferenza, però ha parlato a DAZN, dove dice 6 palle gol davanti al portiere, Kvara, Osimhen maltrattati, non parliamo del passato perché gli fanno la domanda, l'anno scorso si segnava tanti gol, adesso non si segna più. Mazzarri va su tutte le furie e dice non mi parlate del passato. Purtroppo sei tu nel cortocircuito, perché sei arrivato dicendo io ho studiato Spalletti, quindi riporterò il Napoli del passato. E no, e invece tu devi portare qualcosa di nuovo e lo stiamo anche vedendo che qualcosa di nuovo si vede. Quindi non parlare del passato, parla del presente e parla del futuro. Però capisco anche che quando tu sei venuto per fare il parafulmine del presidente, senza un futuro è difficile. E quindi riesce fuori il Mazzarri delle scuse, il Mazzarri delle problematiche, delle attenuanti, che sono condivisibili, che però non aiutano la squadra a uscire dalla crisi. Questa è la realtà dei fatti. Quindi lui parla che lui ha creato i presupposti, anche chissà 4 metri, Kvara, il ragazzo che è entrato fresco. Oh, diamo i nomi ai ragazzi che sono entrati freschi. Gaetano ha avuto l'occasione, che è il ragazzo che è entrato fresco. Com'è che non ti ricordi no? Su Walter, su, sveglia. Mandate le immagini, poi si parla di Kvara più centrale e lo abbiamo visto. E poi male quando dice Simeone, guardate l'anno scorso quante volte, quanto poco è entrato l'anno scorso quel Napoli perfetto. Male Mazzarri, perché hai studiato Spalletti ma non lo hai studiato abbastanza. E qua mi faccio dare una mano da Paolo Del Genio, che ha fatto un post dove ha chiesto a Guido Gaglione di analizzare un pochino il minutaggio di Raspadori, c'entra anche Raspadori, ma di Simeone nei momenti in cui non era disponibile Osimhen, ed è giusto vederla così perché quando c'è Osimhen è normale che Simeone non giochi. Minutaggio di Simeone eccetera, 6 gare senza Osimhen, una gara da titolare, 209 minuti su 540 minuti totali. Io voglio integrare questo dato di Paolo e di Guido Gaglione con i numeri di Guido, del Guido nostro, di Guido Gentile, perché i giornalisti, i siti, tutti quelli che molto spesso dimenticano che esistono i minuti di recupero alla fine e soprattutto i minuti di recupero nel primo tempo, ecco perché non ci troviamo mai con i numeri che ci portano i sì, perché loro considerano sempre il primo tempo da 45 minuti e poi fanno il minuto finale perché magari la partita è finita al 95esimo. No, perché c'è anche il recupero dei 45 molto spesso e quei numeri vengono dimenticati, ma sulle gambe e sulla testa si sentono. Quindi noi integriamo questi numeri con i numeri di Guido, che vi assicuro che sono perfetti, perché Guido è un pazzo scatenato che perde tempo appresso a noi. Questi sono i minutaggi degli attaccanti dell'anno scorso. Dato che è troppo piccolino per la cosa, vi faccio un recap io mentale. Con Spalletti, nelle prime 18 partite di campionato, Simeone aveva giocato 193 minuti. Con Garcia, nelle prime 12, Simeone aveva giocato 307 minuti, quindi qualcosa meno del doppio. Con Mazzarri, in 6 partite, Simeone ha giocato 21 minuti. 21 in 6 partite, 21. Poi ci aggiungiamo anche la Champions, dove con Spalletti si arrivano a numeri più alti, e con Mazzarri invece Simeone gioca titolare contro il Real Madrid e poi viene fatto fuori, viene sostituito al 51esimo, quindi via subito. Di conseguenza non te lo sei studiato così bene Spalletti e dovevi studiare anche forse un po' Garcia, ma il fatto che con Garcia Simeone giocava di più non lo avete sentito da nessuna parte, perché si diceva a Garcia non fai giocare Simeone eccetera, non facevi i cambi. Quando stiamo scoprendo che Mazzarri i cambi li fa un po' di meno di Garcia, tant'è vero che anche ieri entra Contini per infortunio, Simeone entra all'85esimo e gli unici 2 cambi sono stati Gaetano e Lindstrom. Ma stiamo in difficoltà, lo so, ma tu la partita la vuoi cambiare oppure no? Quindi questo, mentre io dico Mazzarri qualcosina a livello tattico ce l'ha fatto vedere, qualcosa ancora non funziona, sarebbe impensabile avere una squadra in questo momento perfetta e ci siamo, ma attenzione nell'analisi perché si poteva fare, si poteva premere sull'acceleratore contro un Monza che, va detto, è una squadra interessante ma che stava in grossa difficoltà perché veniva da 2 partite, da 2 sconfitte senza gol ed è venuta a giocare bassa senza prenderti alto. Ad un certo punto si sono girati il pallone tra di loro e noi non li attaccavamo.
ed è lì che è venuto quell'ansia da parte mia nel primo tempo, uno dei primi tempi più indolenti da parte del Napoli. Poi nel secondo tempo si è fatto, si è creato, si è spinto di più, però non si è lucidi davanti alla porta perché siamo nervosi. Di conseguenza questo è il quadro generale che secondo me va analizzato quando si parla di Mazzarri, quando si parla di Garcia, quando si parla del Napoli di Spalletti e quando si parla del Napoli in generale, che è un Napoli una novità, è un Napoli scudettato, è un Napoli che, se andate poi a vedere, la media punti si era abbassata tanto dopo la vittoria matematica già con Spalletti, si alza un pochino con Garcia e si abbassa definitivamente con Mazzarri. Colpa di Mazzarri? No. Colpa di Garcia? Ma sì, se volete, colpa di Garcia principalmente, colpa di De Laurentiis, che si prende tutte le responsabilità. Di conseguenza, se se le prende, nessuno si offendesse se noi andiamo a prendere il risultato di questo inizio di stagione e diciamo la responsabilità è tua. Lo ha detto lui, ripetiamo le sue parole. Adesso però bisogna riempire queste parole con i fatti. È l'unico fatto che puoi fare, visto che non puoi togliere un altro allenatore e metti Grava e Fruttalupi in panchina. I fatti devono essere un mercato importante. Non so, i soldi ci sono, non so però chi vuole venire ad abbracciarsi una cosa del genere. Il video è lungo, ma voi ve lo potete digerire sabato pomeriggio, poi c'è domenica, poi dovete fare buone feste, ma non ha importanza. L'attack momentum è ovviamente tutto del Napoli, anche se arriviamo al tiro un po' sporchi, qualche volta di tiri bloccati, i famosi tiri dalla distanza che invocava Mazzarri sono arrivati, ma arrivano più per frustrazione perché non ci sono molti movimenti senza palla e quindi ti bloccano e quei tiri là sono quasi inutili. Però quando il Napoli riesce a creare la situazione del triangolo, bene, e quindi si creano i presupposti. Gli XG di SofaScore, che sono sempre un po' diversi da quelli di Understat, portano il Napoli a dover quasi fare 2 gol, portano ovviamente il Monza a farne uno e qualcosa perché il rigore grida vendetta ovviamente, e quindi possesso di palla sì, 9 tiri in porta, questa è una cosa che va risolta. Quello che mi piace sottolineare, meno passaggi lunghi, meno palle lunghe, vedete 43, ci siamo, la media deve essere intorno ai 50, è giusto, non hai Osimhen, non hai Simeone, è giusto pensare di arrivarci con il palleggio. Si poteva fare meglio? Sicuramente sì, però mi piace l'idea che non si butti la palla a casa. Ho finalmente anche capito perché SofaScore porta queste maniche rosse, è il bordino del tricolore, e anche sul colletto che porta, però dovresti fare sia rosso che verde, ma essendo il rosso il colore finale del bordino risulta rosso. È bruttissimo questa cosa, la Lete non ci abbandonerà mai, o meglio, senza la Lete non si vince, quindi torniamo alla Lete in rosso. Posizioni medie. Come vedete c'è quest'idea di Kvara un po' più interno e ci sta. Raspadori secondo me di posizione media doveva finire qui, doveva venire un pochino più incontro e portarsi via Gagliardini. È lì che gli inserimenti di Zielinski potevano avere senso, però come vedete Zielinski un po' qua e un po' là, mai inserimenti centrali, quindi questo non ha funzionato tatticamente. L'idea probabilmente c'era, ma non ha funzionato. Zerbin che va un pochino di più sul fondo e sulla fascia, Di Lorenzo ovviamente sempre là e manca un pochino qua, mentre Mario Rui fa la partita tatticamente che deve fare. Lobotka al centro del villaggio, come ci siamo, e questo è quanto. Considerando tutti i tocchi, i passaggi, i SofaScore rating vari, il migliore secondo SofaScore è Mario Rui, poi c'è Rachmani, Meret, Raspadori, Zielinski, Anghissà, eccetera eccetera. Quindi una partita a livello di numeri, di duelli vinti, di situazioni create positiva da parte del Napoli. Poi manca la precisione perché siamo nervosi e poco lucidi. Questo è la palissiana. 115 tocchi per Mario Rui, 94 per Di Lorenzo, tutto parte dalle fasce. La differenza grossa con l'anno scorso, tu hai studiato il lavoro di Spalletti ma non lo puoi ricreare, anche perché, e mi piace ricordarlo sempre, i passaggi in media del Napoli erano questi qua: 80 passaggi di media per Kim Min-jae, 74 per Rachmani, poi veniva Mario Rui, poi Anghissà che è venuto proprio meno quest'anno, poi Di Lorenzo, poi Lobotka, con grande precisione, con grande percentuale di precisione, senza Kim Min-jae, stat buone. E Kim Min-jae non è solamente il marcatore che ti risolve le cose, ma quello che faceva la partire l'azione in un certo modo. La catena di sinistra non era solamente Mario Rui, Zielinski e Kvara, ma era anche un Kim Min-jae che impostava in quel modo. Noi l'abbiamo sostituito con Nathan perché tranquillamente non ti preoccupare, quando mai Nathan va più che bene. Questo è stato il mercato.
Tutto questo mi porta a dire che do 7 a Meret, che oltre a parare il rigore tirato malissimo fa una parata importante su Birindelli e ci tiene sullo 0-0. Do 5,5 a Di Lorenzo, che ci prova, non è mai in discussione la volontà di Di Lorenzo di fare la partita, però sta anche lui perdendo tanto di lucidità, sta cercando di recuperare dalla partita disastrosa col Frosinone, avrebbe bisogno del ricambio. Gioca Zanoli? Assolutamente no. Gioca Mazzocchi, se arriva Mazzocchi, gioca Faraoni? Secondo me nemmeno. Quindi resterà questo problema e speriamo che magari le vacanze di Natale, le vacanze di Natale sono passate, magari 2 giorni di vacanza che si va a fare da qualche parte lo rigenerano. Do 6 sia a Rachmani che Juan Jesus, abbastanza puliti e precisi nel controllo dell'unica punta a turno. Il Monza non crea tanti presupposti, quindi la partita è abbastanza pulita. 6 a Mario Rui, che avete visto quanti tocchi e quanti presupposti, aveva fatto il passaggio bellissimo per Anghissà che doveva solo essere gol. 5,5 ad Anghissà, che la partita l'ha fatta, ha creato il presupposto, lì quel gol grida vendetta. 6 a Lobotka, purtroppo il gioco passa dalle sue gambe, però si devono muovere i ragazzi intorno a lui, altrimenti diventa scolastico quello che fa Lobotka. E do 5 a Zielinski, che mi è sembrato un po' scolastico in quello che ha fatto, preciso nei passaggi, se andate a vedere i numeri, però da Zielinski io mi devo aspettare questo, e al tiro ci deve arrivare Zielinski, non ci deve arrivare Anghissà. Zerbin, ragazzi, io gli do 6, tanta volontà, poi può sbagliare un gol, gli arriva sul sinistro, lui ci ha provato, ha cercato di sfruttare l'occasione con grande volontà, non possiamo chiedere a Zerbin di essere il salvatore della patria. 5,5 a Raspadori, sarebbe stato protagonista di un assist se Kvara l'avesse messa dentro, poteva fare di più però. E a Kvara do 6, se ti mangi il gol ci dispiace e così, ma se l'hai creato tu quel presupposto, se continuano a prenderti a calci perché sei l'unico che è sempre pericoloso anche quando non si muove la manovra in maniera fluida, se tu dai palla a Kvara qualcosa succede e gli avversari sono preoccupati. Quindi prima di prendercela con Kvara per i gol sbagliati, vedete che se Kvara non sta là, l'azione pericolosa di cui parla Mazzarri non si crea proprio, quindi non me la riesco a prendere con lui. Tanti auguri a Contini, che probabilmente dovrà, chissà, l'infortunio di Meret e di Gollini, quindi tanti auguri a Contini. Simeone entra alla fine, che gli vuoi dare? Gli do 8 a Simeone, e Gaetano e Lindstrom non li voglio considerare. Ragazzi, il video più lungo della storia del mondo, della terra, va fatto. Mi dispiace, va fatto, e se l'avete guardato fino in fondo lasciate l'emoticon del diamante, perché la questione di Elmas continua a bruciarmi ed è stato non se ne è parlato proprio. Cioè è una cosa assurda in un momento del genere continuare a vendere, poi dopo sarà sostituito alla grande, ma in questo Napoli, con queste idee tattiche di Mazzarri che non sono nemmeno sbagliatissime, un Elmas ti faceva altro che comodo e l'abbiamo visto anche l'anno scorso. In conclusione, Babbi, è difficile uscirne, ma se De Laurentiis si guarda indietro, visto che noi ci guardiamo indietro eccetera eccetera, l'anno scorso tu avevi in panchina Raspadori, Simeone, Elmas, hai creato dei presupposti con un mercato inaspettato, che quando le cose magari non funzionavano, arrivavano un paio di infortuni, entravano giocatori vogliosi di farlo. Adesso sembra tutto in smantellamento, perché se ne vuole andare Simeone, se ne vuole andare Politano, la situazione è così. Gli scontenti o li accontenti mandandoli via, ma li devi sostituire, e anche in fretta, perché se è vero che il campionato è ancora lungo, io sono terrorizzato.